Se fossi Cornelia, madre dei Gracchi, direi ecco i miei gioielli, quindi veramente non ho parole per ringraziarvi. E grazie di essere qui, grazie per tutto quello che fate, per come farete diventare grande ancora di più questo Veneto. E io auguro a tutti voi ovviamente di essere presenti nel 2026. L'augurio del presidente Zaia nel salutare gli atleti olimpici e paralimpici veneti di rientro da Pechino è quello di rivederli ai Giochi di Milano Cortina. Abbiamo voluto celebrare i risultati, le medaglie e la loro determinazione. Hanno dimostrato forza di volontà, spirito sportivo e voglia di vincere. Sicuramente sapranno distinguersi anche nel 2026, ha detto Zaia. Il primo ad essere premiato dal governatore è René De Silvestro di San Vito di Cadore, medaglia d'argento nello slalom gigante categoria sitting e di bronzo nello slalom speciale categoria sitting. Speriamo di ottenere qualcosa in più tra 4 anni, dai. Uomo l'oro picca qua. Esatto. Tocca poi a Filippo Ambrosini per il pattinaggio, Anna Comarella sci di fondo, Lucia Dalmasso snowboard, Lucrezia Fantellis freestyle, Mattia Gaspari skeleton, Davide Ghiotto medaglia di bronzo nei 10.000 skating e Tommaso Leoni snowboard. Applausi che continuano quando è il turno di Stefania Costantini al suo primo oro olimpico nella sua prima Olimpiadi nel curling, in coppia con Amos Mosaner. Lei di Cortina attende con impazienza le Olimpiadi del 2026 quando proprio nella sua città si disputeranno le gare di curling. E credo che un'Olimpiade già sia un evento raro a cui poter partecipare, in più farla a casa è un evento unico, quindi sicuramente il mio sogno e l'obiettivo è quello di lavorare duramente questi altri 4 anni e rappresentare l'Italia a casa sarà il mio prossimo obiettivo, sì.